Adesso mi hanno chiesto di intervenire subito Giacomo Meloni della Confederazione Sindacale Sarda e dopo seguirà Maria Rosaria Randaccio del Movimento dei Commercianti Artigiani Liberi e per la Zona Franca. Io vi ringrazio per l'invito che mi avete fatto e chiedo scusa anticipativamente perché non potrò restare fino alla fine dei vostri lavori, che però ho interesse, insomma, anche nelle proposizioni finali di avere contezza. Il nostro fondatore, Eliseo Spiga, ci ricordava sempre che l'indipendentismo è come un torrente impetuoso che però è soggetto a dei movimenti carsici per cui improvvisamente si inabissa e sparisce, però come sparisce poi riemerge con tutta la sua potenza. Per fortuna io vedo anche in questo vostro congresso aria fresca e acqua fresca. Abbiamo tanto bisogno di questo. In Sardegna non è vero che queste idee non ci sono da molto tempo, sono inabissate, per tempo, diciamo così, sembravano oscurate e invece riemergono prepotentemente e badate che non siamo una minoranza. Non è solo la manifestazione di oggi che mi fa enorme piacere perché io quando vedo gente giovane vuol dire che c'è speranza. Il problema è di mandare a casa chi ha fatto politica fino adesso, perché è evidente che è superato un ruolo, che queste persone, pur nella loro generosità, pur negli errori che sono stati fatti, ma anche negli avanzamenti, però non hanno avuto il coraggio di passare la mano e la staffetta. Io credo che oggi, se non vogliamo saltare un'altra generazione, sia giunto il tempo, oggi e adesso, vostro, dei giovani che hanno necessità di condurre questa nostra Sardegna fuori dall'immenso immondezzaio che c'è. Non è vero che la nostra isola è un'isola felice, badate. Siamo ai primi posti delle malattie tumorali. La nostra aria è impestata, il nostro sottosuolo è pieno di cose tremende. Finalmente ho sentito ieri una notizia che mi ha fatto tanto piacere, sarà pubblicato finalmente quello che noi da tanto tempo sollecitiamo, il registro dei tumori anche per il sud della Sardegna. Chi lo conosce, io ho degli amici oncologi, mi dicono che sono numeri incredibili. Di chi è la colpa, di chi non è la colpa? Certamente noi abbiamo subito uno sviluppo rispetto al quale è necessario che oggi incominciamo a cambiare e tutti quelli che si oppongono e pensano di resistere anche su parole ed ordini che sono, diciamo, importanti, e io credo di avere così l'autorità nel senso di dire che ho speso una vita a fare lotte per i lavoratori e per il lavoro, dico che chi confonde però il lavoro, i posti di lavoro con situazioni che hanno portato la Sardegna al disastro devono cambiare registro. Io voglio bene agli operai dell'Alcoa, però nessuno può negare che 5 anni fa si sapeva esattamente di che morte doveva morire quella fabbrica. E tutti i politici e i sindacalisti che hanno portato e che hanno giocato sulla disperazione della gente devono pagare, perché non è assolutamente sopportabile che noi abbiamo condotto una lotta della disperazione sulla pelle degli operai. E se quegli operai sono rinchiusi nella miniera, sono rinchiusi perché non hanno avuto le risposte che la politica aveva l'obbligo di dare. Non solo, ma la politica aveva fatto accordi che non vuole onorare e quei politici che hanno firmato gli accordi
nelle proposte che fanno oggi si devono vergognare, e io ho scritto a quegli operai di resistere e di resistere, di dire no, di legarsi. Ho portato l'esempio di Ulisse che si è legato all'albero maestro per non sentire le sirene. Noi siamo arrivati a questo punto, che noi abbiamo lo sbandamento dei nostri pochi operai che sono rimasti, perché sia la politica sia i sindacati hanno dato sirene, hanno dato illusioni. La Sardegna è piena di residui velenosi. Il nostro lavoro da qui a 30 anni sarà di liberare la Sardegna di ciò che ci hanno depositato, sia in termini di residui velenosi per quanto riguarda i poligoni di Quirra, i poligoni di Teulada, i poligoni che ci sono presenti in grande misura in Sardegna, in un fatto incredibile, sia per i residui industriali, perché quelle industrie che sono venute in Sardegna hanno portato benessere all'inizio, poi ci stanno lasciando veramente una situazione incredibile. Io penso che il nostro futuro sia quello di prendere anche da questa tribuna l'impegno che noi ci mettiamo a lavorare per liberare la Sardegna di tutto questo che ci hanno lasciato, di trasformare il nostro lavoro in gente che fa pulizia, e nella pulizia, scovando e buttando a mare tutti i rifiuti, buttiamo a mare anche una parte della politica e dei sindacati, di quelli che hanno fatto del male alla nostra isola. Non è vero che non hanno fatto del male. Noi dobbiamo avere il coraggio di entrare fino nella profondità e di capire fino a che punto dobbiamo rimuovere le scorie che ci hanno lasciato. Questa nostra isola non merita la politica e certe organizzazioni sindacali che hanno condotto finora e che sono responsabili, e in quanto tali devono essere cancellate se noi vogliamo fare il salto in avanti, che è un salto che noi dobbiamo affidare coraggiosamente ai giovani che non hanno colpe rispetto a questo passato. Perché i giovani devono però, come dire, fare il salto in avanti, devono assumersi la responsabilità, non devono essere i gregari. Io ho visto in partiti italiani giovani che sono gregari, giovani che sono quelli della commissione, che portano la borsa. È finito il tempo. Questi giovani si devono ribellare e devono ammazzare i padri, come era giusto che l'insegnamento che ci hanno dato. Nel senso che ammazzare i padri non voleva dire volergli male, voleva dire che tu hai fatto il tuo tempo, adesso mi assumo io la responsabilità, perché questa responsabilità deve essere mia nei confronti delle generazioni future. Anch'io farò un passo indietro, lascerò la guida del sindacato, ci sarà il congresso, naturalmente sono i congressi democratici che decideranno, ma bisogna avere questo coraggio. Io c'ho presente qui Gesuino, io ho salutato in una maniera incredibile. Quando Gesuino disse al congresso io faccio un passo indietro, c'è un giovane che mi può sostituire e che può guidare il partito. Così bisogna fare. Ma voi siete tutti giovani, non avete questo problema in Progress. Voi siete una forza, voi siete una squadra, proponetevi. Ci sono le elezioni, io sono contro a chi dà messaggi, mi deve perdonare, e che è un mio amico Franco, non ci sono messaggi da dire asteniamoci, ci sono messaggi di andare e conquistare quei posti di potere, perché questo è il momento. E cosa dobbiamo aspettare? A morire per vedere una Sardegna diversa? O come quando dicevamo noi giovani, questa democrazia cristiana, ma moriremo democristiani, ci dicevamo. Ma noi non vogliamo morire con questa situazione che abbiamo addosso, una situazione veramente di una colonia. Guardate che la Sardegna è peggio di una colonia. Quando io guardo i dati di Taranto e vedo magistrati che finalmente hanno preso posizione su questo, ma dico, ma in Sardegna dovrebbe venire, abbiamo fatto una denuncia alla Procura della Repubblica, dovrebbe venire qualcuno e incominciare a mettere le mani. Siamo pieni di merda in Sardegna, non ce lo vogliamo dire fra di noi, ma è così.
E così però dobbiamo trasformare questa nostra situazione in una trasformazione in avanti. Ci sono 30 anni di lavoro se vogliamo di nuovo restituire questa Sardegna bella, questa Sardegna con acqua fresca, con radici che possono camminare. Quando io dico noi abbiamo radici sane, badate che le radici non sono ferme, non sono un qualcosa di statico, camminano le nostre radici e sono andate in giro per tutto il mondo. Ecco perché noi dobbiamo essere europeisti, ecco perché dobbiamo essere fautori diciamo, della pace nel mondo e di tutto quello che si muove a livello di democrazia e di libertà. Questa è la nostra apertura. I sardi non sono mai stati gente egoista e gente chiusa, li troviamo in tutto il mondo. E li troviamo come pacifici e gente che vuole il bene, il benessere delle popolazioni. E finisco, il mio grido è questo: ma perché se possiamo essere felici in questa terra dobbiamo invece essere bastonati e schiavi? Il nostro grido deve essere di ribellione, i nostri, lo diceva bene nell'introduzione Omar, i nostri antenati hanno lottato per la libertà. Ci abbiamo dentro il nostro DNA il furore della ribellione. Usiamolo e cacciamo via chi non ama più la Sardegna. Grazie. Grazie Giacomo Meloni.